Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano. Ciao a tutti da Vai di FIFA. Scusate, audio di merda. Crotone Varese, ragazzi. Dobbiamo continuare sono tra i protagonisti della corsa il nostro Magic Moment, che siamo messi bene, siamo in zona promozione. Se lo stesso rendimento, potranno dire la loro fino al termine della stagione per un posto sarebbe bello portare il crotone in Serie A. E se portiamo il crotone in Serie A poi abbiamo offerte importanti, secondo me, me lo sento. Attenzione, Di Roberto, aia, fuori gioco, offside. Assistente alza la bandierina, proteste da parte del giocatore che stava andando indisturbato verso la porta avversaria. Dai, spondona veneziana, bravissimo. Ah, poteva passarmene in profondità. Vai vecchio, vai sulla fascia e simbola, offside. Offside anche di questo stronzo obeso. L'obesoide. No, attenzione. Ai. Gol. Varese in vantaggio, incredibile, beh. La cosa è sempre qui. Stanno vincendo malgrado abbiano calciato meno verso la porta rispetto ai loro avversari. Sono stati più precisi per vincere una partita. C'è ancora una chance. Tiri, ma buoni. Ma cosa fa? No, ma sei un... Ma Dio Cristo, ma che passa? Tutto ancora possibile, stiamo a vedere. No, i compagni di squadra che sono deficienti proprio. Aia. Non è stato certo un intervento pulito. E la passa di testa. Il lancio è preda dei difensori. Sono distrutto, sarà quasi impossibile segnare, ridotto così. Eccola là, mamma mia, questo è anche un infortunio. Siamo entrati negli ultimi 4 minuti. È riuscito a interrompere la trama avversaria. Non sono capaci a passarla, delle merde sono. La Verona. Bravi gli avversari a fermarli. Guarda che passaggi, ti prego tira! L'ultimo attacco. 7.1 ragazzi, senza segnare. Tutto io faccio la adesso. Schizza via dopo il contrasto. No, qua perché è stanco. Ecco, però recupera di cuore. Vanifica l'azione avversaria. Ancora di cuore. Guarda il coglio. Ma perché mi viene addosso? 8 ragazzi, 8 in pagella. Ah, anche con... Vabbè, l'arbitro vai a fare un salto alla tua madre, che è una merdosa. Sì, il mio pacco è scacchistico, ma... Delusione atroce ragazzi, mi spiace. Perde palla. Va di tacco. Matute. Dai, finalmente un'azione degna di nota. Finalmente un'azione degna. E me la passa così. Incredibile, beh. Matute. Lanciami, ti prego. Questa forse è buona. Si fa sotto. Non possono, sono i miei gol questi. Non posso sbagliare questi gol. Sono i miei gol di rapina. Bravo Kuma. E può far partire un traversone. Sono i miei gol 1 contro 1. Cazzo, devo essere freddo. L'infortunio lascerà il segno, ma non credo che voglia uscire Matteo. Pietro De Giorgio. Credo che si sia distorto la caviglia, ma l'infortunio non sembra tale da obbligarlo a chiedere il cambio. Grazie. Ah, che brutto errore che ho fatto. Era l'occasione della vita, l'ho sprecata come un pippone. Interrompe l'azione avversaria. Ma no, buttarla fuori. Noi ci siamo? Oddio, oh madonna, i bug di merda. Bene, ho perso un anno. Tutto bene. Cross dal fondo. Il
traversone viene Ma raccolto aspetta dal che difensore. riprendere gol. Tanto non potevo fare niente. Delusione incredibile, come non c'è le 2 partite non va bene. Crimi. Jonatas si avvicina all'area. Finita. Ed ecco il fischio. Che ne pensi della Vai, squadra di ragazzi. casa, Peppe? L'obiettivo alla vigilia Crotone di società e Avellino. tifosi era un altro, più prestigioso. Ma evidentemente la necessità di ottenere determinati risultati deve aver messo i giocatori Adesso sotto svegliamoci pressione. perché dopo 2 partite così Serve una scossa orrende immediata pretende per la invertire prestazione la tendenza. come viene, dai. La partita sarà diretta da Gustavo Apolonio. Dai, speriamo di sfruttare il fisico. Avanza verso l'area. Palla Dopo il respinta. tiro bello, Un po' tiro in affanno, emozionante. riesce a spazzare. Non lo vedo in forma alcuna. Schiavo. Non lo vedo in forma. Ci siamo, Fio, non ci siamo. Bravi. No, c'è una... Cazzo, che cosa ha fatto qualcuno? A spazio, prova il tiro. Cosa ha parato il porco? Fantastico intervento a liberare. Cosa ha parato il porco? Sì, non ne va anche una bene, però, cioè non ne va una giusta, che cazzo. Dai, contro l'Avellino deve essere la nostra partita, ragazzi. Bravo. Dai fioi, dai fioi, dai fioi, dai fioi. Ormai in zona dai d'attacco. fioi. Buono. Ha riconquistato palla con un intervento prodigioso. Lanciami, perfetto, Palla che lancia. carambola. Ma no, ma va a fare un salto. Blocca l'avanzata avversaria. Non sopporto più i miei compagni fanno sti errori, non accetto l'errore dei compagni, da fare tutto giusto e silenzio, anche dai. Ecco, altra cagata. Hanno interrotto la trama avversaria e recuperato palla a centrocampo. Schiavone. Ragazzi, con l'Avellino, cioè possiamo fare qualcosa con l'Avellino, grazie. Portiere nostra. Cross che finisce tra le braccia del portiere. Ottima sponda veneziana, perfetto. Schiavone. Ah, niente da fare, niente da fare. Si porta in avanti. Togni. Occhio. Togni. Sotta. Cos'è? La Togni palla t'ha viene toccato? deviata e Come su termina PES. Vai, Fioi. Buttala su. Va bene, ma non così. Palla riconquistata con un contrasto pulito. Dezzi. Bravi. Ok. Fallo, che cazzo. Dai! Testa, palla in gioco. Non ci credo. Grande intervento, sventa il pericolo. Vai Cube! Cerca la rete. E c'è il gol del Cube! 1-0! Sì, cazzo. Freddissimo. Come il sangue di un crotalo. 33 minuti. Con questo gol ha confermato ancora una volta di essere uno dei pilastri di questa squadra. Vara Difficile grandissimo, un rinunciare a gol, uno come un lui, gol non Fabio. facile, E questa classico gol di rete rapina è come l'ennesima Indiano, bravo. dimostrazione. 7º gol stagionale, Un contrasto davvero vigoroso. finalmente. Contrasto Non so come si riuscito, casa, la quando ne fa palla uno ne fa rolla. 2, 3, 1000 di solito. Ecco, cagare. Riescono a rubare palla. Ma tutte. Dai che sbagliano, che sono cotto, dai che si è cotto l'Avellino, dai. Ecco. Bello, l'arbitro che si mette in mezzo ai coglioni è stupendo. De Giorgio. Spezzano il gioco avversario riconquistando palla nella zona mediana del campo. Bellissima questa, bellissima. Ah, ci ho sperato. Demena Manfe, pressa, sì, però non può farsi 50.000 metri di campo, sto coglione. Ecco, l'errore. Avanza palla al piede. L'attacco non ha sortito Bravo, alcun dai. effetto se non quello di restituire palla agli avversari.
Occhio che in aria, grazie. Sventa il Ok. pericolo con un intervento spettacolare. De Giorgio. L'arbitro manda tutto Il a primo prendere tempo un campo. buono. 1-0 alla fine del primo E arriva il tempo. gol di veneziano. Importante, dobbiamo migliorare assolutamente. Dobbiamo mandare via la tutta la squadraccia il difesa da prossimo anno. Sarebbe bello portarli in A come regalo. E perde la palla. Capiscono tutto, si riparte. No, ma dai. Bravo Kume. Toc. Fuori gioco. In realtà io volevo portarmela, farla scorrere per poi dare il pallonetto là, ma chiaramente i miei giocatori mi rubano la palla perché è così. Matute. Mazzotta. Sempre questi passaggi indietro poi. Quanto li odio i passaggi indietro. Dezi. Rubano palla. Non è che sbagliano. Ariola. Perde palla in una zona molto pericolosa. Vai. Lancio illuminante. Bravo Kume, di rapidissima che questo. Palla in gioco. E non riesce a far giungere la palla al compagno. Ora è visibile il dato relativo alle conclusioni delle due Non squadre. ci credo, potrebbe essere il 2-0, porca puttana. 6 tiri a 0 se riesco a prendere il gol. Vediamo se lo prendo, 6 tiri a 0, un tiro, un gol. Guarda che arriva. Ario. Avanza verso l'area. Vedi subito le cagate di FIFA. Salta l'intervento avversario. Eccolo là, il cross. Cerca addirittura la porta. Conclusione da dimenticare. Entrambi gli allenatori decidono di fare delle sostituzioni. Bravo, non vedo l'ora di arrivare ai gol necessari per superare l'obiettivo. Sono 9 gol. Ennesimo Mi passaggio sembra. a buon fine. Ok. Non perderla. Krisetig. 7.7. Cosa cazzo ha fatto? 7.5 così. Io non capisco i voti ogni tanto di FIFA che vaneggiano alla grande. Strappano la palla agli avversari. Krisetig. Bravissimi. Bellissima azione, poi il coglione lo sbaglia. Un passaggio elementare lo sbaglia. De Giorgio. Bravo Kume. Fuori gioco del coglione. Ha avuto troppa fretta ed è finito in fuorigioco. La stanchezza sta per affiorare, questo cambio serve a dare nuova verve alla squadra. Nuova verve. Dai, teniamo sto 1-0 pesante. Teniamolo. De Giorgio. Bravi. No, forse lunga. Matute. Bravi. Ecco, questa è una bella cosa. Peccato che purtroppo era difficile. Però ha fatto una bella cosa qua il nostro compagno. Dai, manca 8 minuti. Riesce a togliergli la palla. L'atmosfera sugli spalti ora infuocata, i padroni di casa hanno una ghiotta occasione per cambiare le sorti dell'incontro. Il risultato è in ghiotta. bilico. Un eventuale gol a destro potrebbe rivelarsi decisivo, visto che manca ormai poco alla fine. Bravissimo, dai, andiamo su. La formazione ospite sta per schierare in campo Dio forze Cristo, fresche. non giocarla in difesa. Ma guarda che coglioni. Guarda che goldoni. Scusate ragazzi, però è inaccettabile queste robe. Il giocatore sembra fuori fase. De Giorgio. Sì, il tuo pacco è fuori fase. Mazzotta. Mamma mia, guarda Vardio. Con qualche difficoltà ma riesce Per a poco la liberare. prendevo anche. È finita ragazzi, 1-0 sotto il comandone veneziano. Ci vediamo la classifica, ma comandone saluto tutti perché gode con l'1-0 comendiano. Sì, bene come ancora che parla. Povero Beppe. Vediamo tanto. Ok, allora 7,50 di media, 7 gol fatti, un assist, 14% di tiri in porta. Siamo sotto sui tiri in porta stagione.
siamo al quinto posto con i 18 punti. Si gode alla grandissima. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.